Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia siamo ad Alberona in provincia di Foggia. Il comune si trova a 732 metri sul livello del mare e conta circa 1000 abitanti. Domina dall'alto il Tavoliere delle Puglie, ha origini antichissime e tra i tanti riconoscimenti è bandiera arancione del Touring Club. Non aggiungo altro, mettetevi comodi, la voce alle immagini. Alberona è il paese dove sono nata, dove sono cresciuta fino a 16 anni, poi siamo andati in America, negli Stati Uniti, insieme alla mia famiglia. Poi sono tornata dopo 6 anni, sono sposata e ho 3 figlie. Io quando sono tornata dall'America non è che sapevo cucinare chissà che, poi mi hanno insegnato, avevo la nonna che mi ha insegnato tanti piatti tipici di Alberona. Cavatelli, orecchiette, verdure, tutte le cose che sapevano fare le nostre nonne. È un paesino che c'è parecchio da vedere, c'è aria buona, c'è acqua buona, è un paese che c'è tutto. Il toponimo indica la presenza di molti boschi presenti nei secoli sul territorio di Alberona. Questo ce lo testimonia un'epigrafe del II secolo d.C. dove menziona il collegio dei Dendrofori. La leggenda narra che era una grossa cavità di un grande albero dove vi si rifugiò una famiglia di calabresi per sfuggire all'invasione dei Saraceni. Attorno a quest'albero è nato il nucleo di Alberona. Lo testimonia l'arco calabrese e la strada calabrese in Alberona. Ma il nome di Alberona è menzionato nello scadenzario di Federico II di Svevia nel 1239 come borgo di Alberona. Fu fondata fra il 950 e il 1000 dai bizantini, poi successivamente fu ampliata dai normanni ed è stato feudo dei Templari, dei monaci guerrieri, dal 1196 fino al 1312 e poi fu passato ai Giovanniti, ai Cavalieri di Malta, fino al 1794, quando passò al Regno delle Due Sicilie, poi il Risorgimento, l'unificazione dell'Italia. La torre era una torre di avvistamento e il monumento più importante è la torre del Gran Priore, dove veniva a passare dei soggiorni il Gran Priore di Barletta qui ad Alberona. Il visitatore che viene ad Alberona può notare le bellezze naturalistiche e paesaggistiche, quindi il Touring Club ci ha premiato proprio per queste caratteristiche che ha Alberona e anche per l'entroterra e per i servizi che offriamo alla comunità. Un'altra cosa da vedere nel nostro piccolo borgo sono i portali. Nominato il paese dell'acqua, delle fontane, delle 100 fontane e della poesia. Il gonfalone di Alberona, al centro ci sono 3 monti che identificano Monte Stilo, dove sta aggrappato il borgo, Montauro e Monte Pagliarone. Al centro ci sta un albero imponente che è il simbolo di Alberona. Con il parroco andiamo a scoprire le chiese di Alberona in provincia di Foggia. Ci troviamo nella chiesa parrocchiale dedicata alla Natività di Maria Vergine. Questo titolo è stato portato in Alberona dai Cavalieri Templari che avevano il loro quartier generale qui ad Alberona e hanno portato con sé le devozioni che avevano in Terra Santa. La Natività di Maria Vergine, di cui noi abbiamo questa bellissima chiesa, che è costruita nel 1718
e poi consacrata nel 1731. Ma questa chiesa è successiva alla primitiva chiesa che si trovava nel centro, sempre dedicata alla Natività di Maria Vergine. I cavalieri hanno portato con sé anche il culto a San Giovanni Battista, nostro patrono principale, e a San Giacomo Maggiore Apostolo. Nella nostra chiesa ci sono tante statue perché nel tempo c'erano tante feste, Sant'Antonio, poi come devozione mariana abbiamo la festa dell'Incoronata. Oltre alla catechesi agli adulti usiamo la catechesi ai ragazzi per quando riguarda i sacramenti e il catechismo istituzionale della CEI. Nella nostra parrocchia vi sono altre due chiese. San Giuseppe, che si trova distante dalla parrocchia 250 metri, ed è un'antica chiesina di una casa gentilizia del canonico Don Pietro de Nigris. Poi, alla sua morte, fu donata alla parrocchia. Poi abbiamo la chiesa di San Rocco, che fa parte di un antico complesso di eremitaggio, dove c'è stata anche la figura grande di un santo nostro pugliese, il San Francesco Antonio Fasani, che ha dimorato per 3 anni nel romitorio di San Rocco, che era subito fuori le mura. In quella chiesa c'è sull'altare maggiore la Madonna Incoronata. Le 2 statue di San Luigi e di Santa Brigida sono ai 2 lati dell'altare maggiore. In quella chiesa ci sono anche la statua di San Rocco, titolare della chiesa, e poi San Martino, una statua lignea molto antica che proviene da una chiesina di San Martino che si trovava nel Borgo Antico. Da sempre Alberona ha una vocazione agricola e i prodotti della terra li ritroviamo in cucina. A voi la gastronomia. Ci troviamo al ristorante Da Liberato di Alberona, uno dei più antichi ristoranti del paese. Liberato era il nonno di famiglia, infatti questo ristorante è a conduzione familiare e ha iniziato l'attività già negli anni 60. Noi abbiamo portato avanti la sua attività continuando la tradizione, ecco, dei piatti tipici del territorio. Il nostro territorio è ricco di funghi, sono funghi che noi cuciniamo in diversi modi, soprattutto con le paste che sta preparando mia madre qui a fianco. Per quanto riguarda gli antipasti, il piatto forte sono sicuramente i salumi, chiaramente di produzione propria, a partire dal prosciutto crudo, al capocollo, le salsicce, le soprassate, che sono tutti prodotti fatti in casa. Poi abbiamo l'acquasala, che è un semplice pane pomodoro condito con cipolle e olio d'oliva, chiaramente nostrano, però è bagnato nell'acqua. I peperoni sono un ortaggio tipico insieme alle melanzane e alle zucchine del territorio della Capitanata e noi li facciamo arrostiti. Cavatelli che si possono fare sia con le dita cavati, sia senza cavare, fatti con le rape. Piatto particolare, tipico della zona, è la coteca con i fagioli. La coteca sarebbe la cotenna di maiale, tutto condito con un po' di peperoncino che rende piccante e saporito la pietanza. La polenta con ragù di cinghiale. Il cinghiale è presente nel nostro territorio da sempre. I laianed e ceci è un altro tipo di pasta fatta a mano.
mentre le orecchiette sono più di specialità, una specialità barese ma molto in voga nel nostro territorio, con il ragù paesano. Il piatto che vedete appresso è un piatto un po' particolare. Sono i torcinelli al forno con le patate. Vengono fatti con le interiora dell'agnello, avvolti e infornati insieme alle patate. Un piatto molto saporito. La salsiccia è fatta a punta di coltello, non con la macchina, ed è quindi un prodotto proprio artigianale. Il pane, chiaramente, è l'unico forno che offre questo prodotto qui ad Alberona. E le olive, che sono tipiche del nostro territorio. Tutto è innaffiato con degli ottimi vini della zona. Come potete vedere, tutti i piatti che abbiamo preparato è tutta pasta fatta in casa da noi. Poi abbiamo i dolci. Questi sono i taralli che poi mangiano alla fine del pasto, bagnati nel vino. I biscotti con le mandorle, e queste sono le pettole che facciamo con la pasta di pane, con la pasta lievitata. Qui c'è la crostata con i fichi che abbiamo fatto adesso, che facciamo noi. Poi ci sono le cartellate col mosto cotto, i calzoni col ripieno di pasta di ceci e mosto cotto, e questa è la pasta delle cartellate col miele. E strufoli fatti col miele anche, che sono la pasta delle cartellate. Alberona per me è il posto dove sono nata e sono vissuta da bambini. Adesso stiamo qui col ristorante, abbiamo tanti clienti che vengono, amici, parenti e i nostri paesani che vengono tutto l'anno nell'estate dall'America e dai paesi dove sono immigrati. E quindi è un posto bellissimo. Nell'invitarvi a visitare Alberona e quindi il nostro ristorante, ne approfitto per farvi conoscere la mia famiglia, mia moglie, mia mamma, mio papà e mio fratello. Vi aspettiamo ad Alberona. Siamo già qui, andiamo a presentare il gioiello di Alberona, l'antiquarium comunale. Il territorio di Alberona è stato interessato nel corso degli anni da ricognizioni archeologiche di superficie curate dall'Università degli Studi di Bologna. In particolare gli studi sono stati eseguiti dal professor Lorenzo Quilici. Il nostro antiquarium è un antiquarium che è stato allestito con un'esposizione topografica, quindi sono stati scelti i reperti più significativi che raccontano la storia appunto del territorio. Il subappennino Dauno, l'area della quale fa parte Alberona, è stato un territorio non esplorato fino agli inizi degli anni 90. Gli studi più importanti sono quelli relativi alla professoressa Alvisi, che nel 1970 individuò numerose vie romane che attraversavano il territorio. E lungo appunto questa viabilità sono stati individuati i siti che sono esposti nella prima vetrina, e tra i vari reperti si nota l'ossidiana, che arriva da località Impicci. Uno dei reperti che spiccano sugli altri è il satiro, che arriva, l'erma di satiro, che addobbava una villa sicuramente individuata nel centro storico di Biccari. Si nota materiale di età daunia, la ceramica geometrica che caratterizza appunto le tombe di età daunia. Noi siamo appunto ai confini della Daunia antica. I reperti dell'età del bronzo che attestano l'antichità di questi sentieri. Come ben sapete, la transumanza è un fenomeno prepolitico antichissimo, e quindi ci testimonia l'uso di queste piste già dall'età del bronzo. Nella terza vetrina è possibile vedere una probabile stele daunia. Come ho detto prima, siamo ai confini con la Daunia antica, e questa è l'unica stele rinvenuta sul territorio di questa zona del Subappennino dalla località di Femmina Morta.
e la frequentazione del territorio si conclude con l'età medievale ed è possibile ammirare dei fondi di vasi di protomaiolica, su uno dei quali c'è anche una dedica d'Allah, opera dei vasai che erano alla corte portati a Lucera nella colonia Saracenorum da Federico II. L'ingresso all'antiquarium è gratuito, invece per gli orari potete consultare il sito del nostro comune e è aggiornato quasi quotidianamente, quindi con tutta sicurezza vi potrete poi recare per la visita. Andiamo ad incontrare una giovane ragazza che da poco ad Alberona si è avvicinata all'artigianato. Alberona è un bellissimo paese in cui io vivo ormai da 22 anni e rappresenta un po' quella che è il tipico borgo dove insomma si può vivere tranquilli, si può stare con la famiglia, con quelli che sono i propri amici. Mi diletto insomma in questa nuova attività, la ceramica. Speriamo piaccia, è l'inizio, quindi non è tipica in questi posti, però insomma viene anche apprezzata da alcuni. È anche qualcosa insomma per rappresentare il paese. Alberona la portiamo anche su ceramica. Venite a visitare questo borgo, Alberona, è un bellissimo paese, molto caratteristico e tranquillo. Se volete passare una giornata in tranquillità è ottimo. Alberona è molto viva anche sotto l'aspetto dell'associazionismo. Andiamo ad incontrare alcuni rappresentanti delle associazioni del luogo. L'associazione Giovani nel Tempo di Alberona, che nasce il 25 marzo del 2008 da un'idea proprio dei giovani. E nasce per lo scopo di cambiare l'attuale routine quotidiana attraverso momenti di aggregazione e associazionismo. E questo lo facciamo attraverso l'organizzazione di varie attività, dal carnevale alberonese alle manifestazioni estive come l'estate dei ragazzi, i giochi di un tempo. Però l'attività che possiamo dire è stato un trampolino di lancio per la nostra associazione è quella del presepe vivente di Alberona, che viene realizzato nella parte storica del nostro paese perché è caratteristica suggestiva e quindi si presta a tale rappresentazione. Questo sempre sotto l'aiuto del nostro parroco, da Luigi Pompa, e come per il presepe anche le altre iniziative ci danno una grossa mano sia le imprese che gli esercizi commerciali sempre di Alberona. La nostra associazione è un'associazione che non ha scopo di lucro, quindi è puro volontariato, lo facciamo per divertirci, per stare insieme e soprattutto per il nostro paese. Ognuno dà una mano come può. Ho realizzato quei monumenti con quello del materiale di recupero, carta, cartone, filo di ferro. Li ho realizzati proprio perché avevo intenzione di fare la mia prima mostra d'arte. Mi appassiona da piccolo perché a me non l'ha insegnato nessuno, non ho frequentato nessuna scuola. E mio padre mi ha sempre spinto a disegnare, a farli sempre meglio, mi correggeva. E ora oggi quando faccio qualcosa lo porto a vedere a papà. La nostra è un'associazione che ha determinato molto sul territorio di Alberona. Intanto è presente dal 1985. Quindi diciamo che anche la nostra associazione ha la sua tradizione, soprattutto nella promozione culturale e turistica del nostro paese. Per cui ci occuperemo del Natale, riprendendo un po' di manifestazioni che comunque si svolgevano in Alberona, poi ci occuperemo del Palio di San Giuseppe, che ha una tradizione antichissima. In particolare questo programma che abbiamo messo a punto e che sicuramente attueremo nel corso dell'anno sarà legato appunto al recupero di queste tradizioni che segnano le stagioni dell'anno, oltre chiaramente
alla presenza nel periodo estivo, che è caratterizzato comunque da una serie di manifestazioni volte anche un po' ad animare diciamo, il soggiorno dei tanti turisti che continuano a scegliere Alberona come località. La Proloco è posta proprio nella piazza centrale del paese e si cerca, compatibilmente anche con le risorse che si hanno, di fare questo servizio di accoglienza e di informazione turistica. Ad Alberona non mancano le tradizioni, a voi l'arte del ricamo. A casa mia erano tutte ricamatrici, tutte, diciamo, le sorelle, quindi da ragazzina mi piaceva guardare loro che preparavano il corredo. Poi quando mi sono sposata, trasferita qui ad Alberona, ho scoperto che poi la famiglia di mio marito erano grandi ricamatrici, addirittura avevano una scuola e per me è stata una bellissima, perché poi ho approfondito, diciamo, questo, non lo so se chiamarlo mestiere. E così, diciamo, io il mio tempo libero devo passare le mie giornate così. Sto facendo una tecnica nuova che l'ho scoperta invecchiata, la verità, è una rete, uno sfilato sul tessuto molto difficile. Avevo voglia di fare una cosa nuova, ci sto provando, penso che va bene. Io sono soddisfatta perché tutti i miei lavori sono come dei miei figli. Li guardo, mi faccio le fotografie con loro, poi mi riguardo le foto. È bellissimo vedere anche la soddisfazione dei miei figli quando vedono i lavori stirati. Dice: mamma, ma l'hai fatto tu? Sì, l'ho fatto io. Mi va bene, voglio trasmettere questa mia passione anche alle ragazze di Alberona, se posso, perché ho intenzione di aprire una scuola. E quindi chi ha voglia come me di scoprire questo vecchio mestiere bellissimo, io sono disponibile. Io mi sono avvicinata al ricamo grazie a mia nonna, che ha sempre ricamato, quindi sono stata sempre con lei da piccola, e poi mano a mano con la signora Anna, andavo a casa sua, vedevo i lavori e mi sono sempre di più appassionata. Io ho iniziato con il punto croce e adesso man mano sto allargando il ricamo con altri punti. A me piace tantissimo e poi vedere la soddisfazione dei miei genitori è una cosa gratificante. Okay, poi mia nonna mi ha iniziato a preparare il corredo e adesso man mano lo sto completando io. Non è mai completo, c'è sempre qualcosa da aggiungere, però piano piano lo sto facendo ed è una grande soddisfazione. Con la delegata alla cultura e al turismo andiamo a scoprire le manifestazioni più importanti dell'anno ad Alberona. È bello e interessante venire qui ad Alberona, in questo piccolo borgo, non solo per quello che abbiamo potuto scoprire fino adesso, ma anche perché tante sono le manifestazioni che vengono realizzate qui nel nostro paese. A partire da gennaio con la festa di Sant'Antonio Abate, dove vengono realizzati dei grandissimi falò architettonici da ragazzi del posto, per poi passare subito al Carnevale. Non possiamo dimenticare la festa dell'Incoronata, per poi subito giungere alle manifestazioni estive. Partono dal 15 di luglio, ricordiamo la festa di San Giacomo. Poi subito il mese d'agosto, ricchissimo di eventi, sia a carattere ludico per bambini, sia a carattere culturale, con presentazione di libri, per poi subito giungere al Premio Internazionale di Poesia. Si concludono le manifestazioni estive con la festa patronale,
Subito poi, settembre-ottobre, ci dedichiamo alle feste, alla giornata della bandiera arancione, per poi giungere subito nei mesi invernali con il presepe vivente. Tutto questo viene fatto anche grazie alla collaborazione delle associazioni che abbiamo qui locali. Da poco è nato anche il Club UNESCO qui ad Alberona, altra associazione che sta organizzando eventi culturali di grandissimo spessore. Ecco, quindi non potete proprio non venire qui ad Alberona a scoprire tutto quello che offre il nostro piccolo borgo. Vi aspettiamo qui ad Alberona. Tengo sorelle e fratelli tutta l'America. Sono rimasta solo io qua, ne avevamo 4 sorelle e 2 fratelli. E qua non c'è nessuno. 2 sono morti da frati e le femmine stanno tutte 2 in America. Io sono nata qui a Alberona, proprio da questa strada via Puglia. Se sono nata qua ci muore. Alberona è il borgo dei poeti. Qui la poesia si respira nell'aria, nei vicoli, in quel vento di favugno che ogni tanto muove le foglie e ti dà un senso particolare di intimità e di poesia. Ora vorrei leggervi da una mia raccolta, Adoro pane, l'odore del pane, una poesia, si intitola A sera. A sera, quando montaura a longhi mani sopra i casi, non si porta intraperta, ma in ponte, chiano chiano, per vedere la rama appesa, per sentire Adoro pane. Per rivedere tutte le puntate potete consultare il nostro sito. Viva Alberona, viva l'Italia, ciao e viaggiate in sicurezza!